Diamo il benvenuto al Festival Libri in Cantina ad Antonio Menegon, presidente di Archeo Susegana, associazione di storia e di archeologia. Tra le vostre collaborazioni qui per il festival ce n'è una di particolarmente interessante. Riguarda la devastazione, diciamo, che ha fatto l'uragano Vaia, rappresentata in una mostra che fa anche vedere la rinascita. Dove avete trovato la rinascita in quella che è una delle tragedie più grandi degli ultimi tempi qui in queste terre? Noi siamo andati a documentare le zone dove Vaia ha colpito e abbiamo cercato dei luoghi, delle situazioni, ma anche delle attività produttive che fanno del legno degli schianti una rinascita. Lo riutilizzano, lo rimettono in commercio, dal liutaio all'artigiano che produce palchetti, ma anche al CAI che recupera i sentieri. Ecco, abbiamo fatto questo progetto, che è anche un progetto editoriale, con un libro che si chiama appunto Rinascite, i cui proventi della vendita andranno a un progetto, il progetto SOS Serrai, per sostenere il recupero dei serrai di Sottoguda. So che non è l'unico evento che avete portato qui a Libri in Cantina, che c'è anche un nutrito programma per i bambini, ce ne può parlare? Sì, noi da anni presentiamo qui a Libri in Cantina dei laboratori di archeologia per ragazzi. Abbiamo al nostro interno delle competenze specifiche, quindi archeologi, che così promuovono la nostra attività, promuovono anche l'interesse verso la cultura, verso la storia nei bambini più piccoli. Generalmente ruotano classi della scuola elementare, ma ci sono anche dei momenti dove le famiglie possono portare i propri ragazzi a scavare in delle sabbionere, dei contenitori di sabbia, alla ricerca di reperti archeologici che poi vengono identificati, classificati, magari disegnati e fotografati dai bambini. Diamo un attimo di indicazioni, quando si possono fare queste attività? Nella giornata di domani, domenica 6 ottobre, sia la mattina che il pomeriggio si può andare presso la biblioteca, l'ex biblioteca di Susegana in Piazza Martiri, e accedere a questi laboratori. Grazie ad Antonio Menegon e alla prossima diretta.